Bentornati su Zwischer Channel, siamo in dicembre, il mese del Natale. E come non iniziare un Natale con un bellissimo presepe? La maggior parte delle persone lo iniziano a costruire verso la metà del mese, ma ci sono alcune persone che, pensate un po', lo iniziano già a giugno. Questo è il caso del presepista. Bene, abbiamo per questa serie realizzato 3 tipi diversi di presepi, uno grande, uno piccolo da casa o da ufficio e infine un progetto sperimentale che vedrete, è una sorpresa, però penso che la capirete già dalle mie parole mentre ve lo spiego. Questi sono tutti tutorial su come fare un presepe, ovviamente. Sentitevi liberi di fare un po' come volete, perché ognuno ha il proprio stile, questo è il fatto, quindi bene o male ogni persona si distingue per quello che fa, per quello che pensa di voler fare, però io vi do delle dritte, vi farò vedere come realizzo i miei presepi, che hanno una storia abbastanza... li ho iniziati nel 2008 e quindi durante questi episodi vedremo un po' anche i precedenti, quelli che ho già fatto, insomma. Spero che vi divertirete. Quindi iniziamo subito con la nostra prima puntata, andiamo subito al primo presepe, quello che vi dicevo grande, e ci trasferiamo a Brusegana, a Padova. Eccoci qua a Brusegana, iniziamo il nostro progetto con le basi di tutti i progetti e di tutte le costruzioni, quindi con carta e penna, 1 metro e molta precisione iniziamo a prendere giù le misure della nostra area di lavoro. Una volta prese le misure, con una piccola badina andiamo a fare dei buchi dove servono, ovvero dove ci saranno i pali portanti. In questo modo qua, quelli là che vedete saranno i pali portanti. E questo è il nostro perimetro di lavoro. Che bello aprire la finestra e vedere la neve fuori. Non in questo caso. Diciamo che i presepi sono stati iniziati a giugno, quindi a giugno non di certo non c'era la neve. Ora ci trasferiamo alla Mandria per vedere il nostro progetto segreto. Invece siamo alla Mandria, dove iniziamo il nostro progetto segreto. Ecco qua, queste sono le basi per il nostro progetto segreto, insgammabile. Ovviamente abbiamo un telaio che è composto da legno, gomma, ferro e lacci vari. Abbiamo anche delle ruote che utilizzeremo appunto per mobilitare il presepe, e questa è la struttura comunque di base. Vediamo che all'interno è vuota, mentre dentro appunto vediamo che le 2 strutture sono indipendenti e entrambe hanno le ruote, sia la struttura grande che quella piccola di legno dentro, e poi capiremo perché. Questo presepe e quello di Brusegana vi aspettano con la continuazione nel prossimo episodio del Presepista. Bene, grazie per averci seguito. La prima puntata del Presepista finisce qui. Io vi invito a seguire le altre, perché ce ne saranno molte altre, fino all'ultima puntata, nella quale vedremo i nostri presepi, 3 presepi terminati. E che bello vederli crescere. Bene, noi ci rivediamo qui sempre su Zwischer Channel mercoledì con il Presepista. Grazie per averci seguito.